Io sono di nuovo in campo. Ho deciso Grazie. Ho deciso di tornare in campo senza aspettare, come avrei voluto, la sentenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che certamente mi renderà giustizia dalla impossibile condanna che a seguito di un processo politico mi hanno rivolto per farmi decadere dal Senato e per rendermi incandidabile per 6 anni. Ma questa Corte, forse non per caso, continua a rinviare la sentenza e quindi non voglio più attendere ancora, perché per Forza Italia la mia assenza ha già comportato, come sapete, un prezzo troppo alto in termini di visibilità e in termini di consensi. Quindi ho ricominciato a lavorare a tempo pieno per il nostro movimento e l'ho fatto e lo faccio con l'entusiasmo di sempre, con la determinazione di sempre, perché sono convinto che il centrodestra abbia tutte le condizioni per vincere, perché già oggi, considerato insieme noi, la Lega, Fratelli d'Italia, siamo più forti del Partito Democratico di Renzi, ma naturalmente per vincere è indispensabile che Forza Italia torni ad essere la parte trainante del centrodestra. E allora mi sono dato un obiettivo. Io sono stato abituato nella mia vita a fissarmi degli obiettivi ambiziosi, quasi degli obiettivi che a molti sembravano, anzi a tutti sembravano impossibili, obiettivi che comunicati suscitavano sorrisi negli amici e sghignazzate nei nemici. Ebbene, io ho l'orgoglio di dire che li ho raggiunti tutti. E allora anche stavolta mi do un obiettivo impegnativo e me lo do pubblicamente. Forza Italia tornerà ad essere il primo partito italiano.